Buonasera amici Rugby House, bentrovati. Ultima puntata dell'anno, il campionato è finito, sapete perfettamente com'è andata a concludersi la finale di sabato scorso a Lanfranchi. Il Petrarca ha battuto la FMCZ Rugby Rovigo Delta in una sfida intensa e oggi abbiamo bisogno di intensità, per cui non potevamo non invitare come da canovaccio, come da programma per l'ultimo appuntamento annuale il nostro presidente Francesco Zambelli. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti, sì. L'intensità, ecco, questa è una parola nuova magari che mi coinvolge a commentare questa partita, che riguardandola anche effettivamente sembra che noi abbiamo mancato di intensità e che loro abbiano avuto una maggiore intensità, però eh, probabilmente dentro noi tutti c'era l'idea che il Petrarca avrebbe avuto un po' di diritto, un po' di merito, un po' di trend, che doveva vincere questa partita. E noi sapevamo che se le cose fossero andate bene avremmo anche noi potuto vincerla, però forse non abbiamo avuto il coraggio proprio di spendere tutto probabilmente per tirar fuori le unghie, così un po' di rassegnazione probabilmente sottostante c'era, e che a ora della fine poi l'occasione l'abbiamo anche avuta sia durante la partita, poi quando siamo andati in 15 a 14 lì doveva partire una supercarica e invece la supercarica 1, 2, 3 Fattarelli che la carica l'hanno spenta, no? La TUS mancata, la davanti e quindi rimandiamo, conserviamo tutta la voglia di riprenderci anche noi il 14° scudetto per non lasciarli andare troppo avanti, e la intensità per noi la dovremo usare a partire dal prossimo campionato. Il prossimo campionato in cui insomma il secondo invitato della nostra trasmissione a livello di intensità non ha nulla da invidiare a nessuno sicuramente, è un'intensità con cui sicuramente ha vissuto quest'ultimo match, vero Jacques? Una partita diversa dal solito. Sì, che è stato, che tanti non sapevo, che è stata la mia ultima partita anche per Rovigo, e è stata occasione forse di vincere, e noi non ho fatto. C'è un complesso di cose, alla fine è finito così. Ecco, tecnicamente la partita come è andata? Sei d'accordo col presidente? Da dentro il campo quali erano le sensazioni? Allora si può dire che secondo me noi non abbiamo fatto il nostro piano di gioco come tutto l'anno, che noi abbiamo provato a giocare un pochino fuori il piano di gioco, che forse un po' di nervosismo con i giocatori, un po' di pressione, che succede che ce l'hai un po' di giocatori anche giovani. E secondo me se noi forse ritornato anche contro il Reggio, che è stato questo momento difficile dove noi è stato sotto con tanti punti, noi ritornato con il nostro gioco e noi riesco a vincere la partita. Contro il Padova noi non riesco a fare quello. Quella è la motivazione, quindi secondo te? Sì, c'è un po' forse di pressione, se succede, c'è anche che loro sono stati bravi di difendere noi, di fermare noi, e complimenti a loro alla fine, che ognuno ha provato, è finito così. Insomma, partite tirate, Presidente, si concludono su dei piccoli episodi, dei piccoli dettagli che stavolta sono andati in favore del Petrarca. È così. Intanto tutto un primo tempo dove noi abbiamo fatto più errori che ci hanno tenuti là per molto tempo nella nostra metà campo, quindi già questo era un po' un pericolo costante di quasi tutto il primo tempo. Poi non so per quale strategia loro hanno rinunciato a diversi calci, e anche lì poteva sembrare che fosse un punto a nostro favore, nonostante che eravamo pressati là, però questa rinuncia ai calci alla fin dei conti ci ha portato alla fine del primo tempo sul 6-3, che poteva essere un 6-6, perché se noi avessimo colto l'occasione di non seguire loro a cercare la meta, abbiamo avuto anche noi verso la fine del primo tempo un calcio piazzabilissimo, avremmo potuto già finire 6-6, però il 6-6 poi è venuto, quindi più bella situazione di orgoglio e di fiducia per continuare.
Ma loro hanno avuto quel momento là, quella bellissima mossa di quel tallonatore. Pilone. Prima linea, sì. Ecco, e ha fatto quella bella mossa, è riuscito dalla palla, ha fatto meta, insomma, lì evidentemente le cose incominciavano a essere pesanti, poi subito un calcio, sono andati avanti di 10 punti, e poi 13, insomma. Ma noi non dobbiamo più pensare a quella cosa lì, perché a questa partita persa non dobbiamo più pensarci, perché sarebbe stato, direi, quasi troppo, quasi troppo, no? 3 scudetti in 6 anni, quindi sarebbe stato lo scudetto a Alistair al primo colpo, un altro scudetto a Jack prima di andare via, per dire, quindi non pensiamoci, abbiamo ottenuto comunque in questo periodo tante finali, tante vittorie, anche belle, anche esaltanti, tanti giocatori che si sono messi in evidenza, ci siamo prestati al gioco, non è che mi piaccia tanto di avere questi permit, sì, dal punto di vista dell'orgoglio della squadra, non è che mi piaccia tanto. Poi, a dire la verità, hanno dato il loro contributo, perché il contributo di Nicotera c'è stato, ed è stato anche prezioso in quella semifinale con Reggio, quando eravamo in crisi coi tallonatori, no? Quindi pensa un po'. Ci siamo trovati a giocare la finale con Reggio che non avevamo dei 2 nostri allenatori neanche uno, per dire. E poi anche da Re l'aiuto ce l'ha dato quando ha potuto, quindi la storia dei permit, ecco, però non è una cosa importante per noi. Cioè, noi, se vogliamo vivere il nostro livello, il top 10 nel pieno del nostro progetto di giocare bene, di crescere, di far avanzare una squadra, di formare una squadra, la questione dei permit è una questione che determina debolezza, determina instabilità, quindi è una roba da rivedere. Noi, la nostra partecipazione all'alto livello deve essere più seria, a parte che pare che debba cambiare, però non so ancora come cambierà, perché se non ci saranno i permit noi fatalmente saremo esclusi dal coinvolgimento dei nostri giocatori nel giro delle nazionali, perché li hanno catturati tutti nelle 2 under 23, oppure direttamente nella prima, quindi non so come andrà a finire. Noi l'anno che viene dovrà permetterci di capire in che modo siamo nell'alto livello, in che modo indirizzare i nostri investimenti, il nostro amore per primeggiare, per avere questo ruolo, e rassegnarci al livello e al ruolo che qualcuno vorrà che questo top 10 sia. Allora facciamo così, andiamo a vedere gli highlights della partita, della finale del campionato numero 91 del Lanfranchi, poi rientriamo e parliamo, insomma, di futuro, del club, di Jacques, insomma, un po' di quello che capiterà nei prossimi mesi. Nel frattempo è pronto il kick-off, ha firmato Petrarca. Lo sfondo è interamente, totalmente, splendidamente rosso-blu. Tutti il pre-partita ormai ha lasciato spazio ai 30 uomini in campo, inquadrati i bambini che hanno indossato nel corso dell'inno nazionale. Galetto il re della touche padovana. Lucas Wood prova a metterci il manone, non ci riesce, per cui con un Cordobè insieme, o meglio contro un giocatore di Rosario, la sfida tutta argentina, muove Tebaldi fuori, buona difesa rosso-blu. Ancora ci provano con Nardo Casolari che insieme a Luca Nostrano e Andrea Trotta vanno a lavorare in terza linea, ma è ottimo lavoro di Emanuele Leccioli. Mol! Nardo, non uscire, stai dritto, Nardo! Prima stop! Non
non ci riesce, Tebade ancora per Mohamed Asa, prova ad uscire dal frontale, Ruggeri lo atterra, Luca Nostran accelera il flanker, adesso il ritmo del Petrarca, spreca tutto però, Faiva con un in avanti, un errore non provocato che salva Rovigo. Qui a Lanfranchi parte Scott Lyle sulle bandierine, Petrarca avanti, Stai dietro, palla rossa. Vantaggio, fuori gioco nero. Vantaggio 9, fuori gioco nero. No vantaggio, fuori gioco nero. opportunità in territorio avversario, arriva la corsa di Varrenen, la conferma da parte degli assistenti, grande sicurezza della piazzola, confermato anche dagli assistenti. Leo Sarto va a dominare i cieli, sfrutta l'oltre 1,90 m per un possesso di grande interesse con Leccioli che prova a lavorare. Chillon, Jack Deré primo ricevitore, gli step da parte di Abnen Varrenen, ancora Chillon, lui perde qualche metro ma mantiene il possesso. Adesso vediamo se prova ad attaccare trovando degli spazi. Peccato perché Burro era un buon invito per Pippo Gadorini che non riesce però a utilizzare questo pallone. Palla molto lenta, Facundo a 9, Edoardo Lubian trova la linea del vantaggio, adesso Facundo è a rischio, Dietro nero, stai? la palla esce proprio alla fine, ancora Edoardo Lubian che riesce a vincere sul Panozzo Vantaggio. e non si toglie però dal punto di incontro giocatore del Padova, per cui c'è un vantaggio a parte Rovigo con Jack Deré che riesce ad andare oltre. Buon Rovigo in questo momento, 2 calci di punizione, gioca veloce Abner Varrenen, i 10 metri non rispettati sicuramente, ecco altro vantaggio e questa è l'opportunità per Rovigo di andare sul 6 pari, scelta di non piazzare, andare in touche. Vediamo il lancio Cadorino, l'ultimo blocco, è storta, grande rischio a parte Rovigo, non mantenuto. Il lancio 5, Sironi, la presa, Panozzo, forza Rovigo, dai che proviamo ad andare qui. Primo stop! Rovigo deve trovare un avanzamento con Chillon che si guarda attorno. Provano un avanzamento, lo tiene dentro, viene imbrigliato Panozzo, bravo Panozzo a imbrigliare il Rovigo che non riesce forse a tirare fuori questa palla. Attenzione Piardi, vediamo cosa dice Piardi. Turnover con Panozzo, brutto scarico per Faiva che deve ritornare sui propri passi. Il sinistro, lo stop da parte di Rovigo che prova a mettere pressione con Chillon, guardate come arriva Lubian, un caccia per cercare di togliere il possesso. Petrarca, adesso qui è importante non far fallo, mantenerli lontani, obbligarli a un calcio di liberazione. Tanto che ha detto va a guardare l'arrivo di Leccioli, è più un calcio per, o meglio, un'azione per trovare un angolo di calcio migliore per i propri kicker rispetto al voler effettivamente sfondare. Scarico dietro per Faiva, Cadolini al lancio 20 metri, Lucas Burra, un timido contest aereo, adesso il drive, deve avanzare, deve trovare assolutamente quella fiducia che serve. Bravo però Petrarca arginale, palla veloce stavolta che esce, non si deve isolare Rovigo con Leo Sarto,
che prova a mettere la palla a disposizione lì con Facundo Ferrario di Ederich. Rovigo che ha finito e ricomincia dentro i 22 avversari. Attenzione alla disciplina. Valentin Suonepool, Casolari, rientro suo e Dino Stran sicuramente stanno facendo la differenza questa ultima parte di stagione del Petrarca. Rischio qua, effettivamente. Pizzicato Faiva fuori. Tanto Moscardi il calcio. Diciamo una buona reazione da parte del Rovigo dopo l'inizio sotto pressione. Non sbaglia il Vadi, chiama. Buono Casolari, va oltre la continuità diretta del Petrarca. Tebaldi ancora aumenta il ritmo la squadra di Marcato. Spagnolo, gli step di Spagnolo che va via. Abner Varrenen, che giocata da parte del pilone sinistro del Petrarca. Attenzione, situazione difficile. Abner parte, poi gira la schiena e ce la mette in Ostrana ai 5 metri. Non facile, ma per lui Petrarca fase dopo fase, se non guadagna metri riesce ad assorbire. Attenzione De Masi, ottimo il lavoro del centro. Rovigo rilascia, deve rilasciare. Pericolosissimo il Petrarca in questo senso, veramente situazione difficile per Rovigo. Deve tenere. Strappa il pallone da Ardolobia, magia del flanker rosso-blu che va a strappare il pallone. Rovigo si salva, può risalire la china. Abner Varrenen, la protezione di Facundo, serve proprio Abner Varrenen per calciare. Gioca il Petrarca con Pamafu, mamma mia che sventola Duccio Cosi, botta incredibile. Duccio Cosi resta a terra un po' barcollante, dire il vero. È riuscito a rialzarsi da affacciarsi dentro i 22. Scott Lyle non fa sconti a Rovigo. Pesano. E Rovigo la ricerca anche del fallo. Legale in mezzo. C'è un... ecco. Viene richiamato Galetto subito, forse un cartellino giallo. Dicevamo, serve un momento di rottura del match, serve qualcosa che dia l'opportunità a Rovigo di prendersi qualche rischio in più. E Galetto alza anche le braccia, sconsolato, non convinto, ma c'è proprio essere convinto qua Galetto. La mano l'ha messa, entrare dentro la difesa del Petrarca è il momento di fare punti, non certo così, sbagliando un penal touch. Mamma mia che errore da parte del Rovigo. Non ci si può permettere errori del genere, non si può sbagliare un calcio del genere dopo tanto grande placcaggio da parte di Capraro, che è entrato al posto di Pamafu. Non può sprecare occasioni. Cade il raggruppamento, tutto regolare per Piardi. Brogina, attenzione, riesce a mantenere il possesso, prova ad andarsene, pericolosissimo, dentro i 5, dentro i 3 metri. Attenzione, Cittona prova ad aumentare il ritmo ancora. Un break assoluto da parte dell'ex primo centro urbano. Faiva tutto fuori per Trotta che prova a guardarsi interno, poi riesce a tenere vivo il pallone per la Nostrana. Il pallone cade. Scotland non può che ringraziare. 19-6, cresciuto anche lui nel Petrarca. Oh, una bella angolo a parte di Facundo, serve la continuità diretta. Adesso Rovigo deve distendersi, deve far male con Davide Ruggeri, la corsa del Comasco. Ancora lui prova lì all'interno, c'era la possibilità per Bacchetti un attimo prima, arriva con qualche secondo di ritardo con Matteo Ferro che dà il sostegno a Andrea Bacchetti. Palla che però viene rallentata con un calcio di punizione fuori da Rovigo, molto bene, poi usa il piede Andrea Visentina, forse è un kick and chase per se stesso, va a pulire Lucas Burr. Hanno 3-4 le occasioni nitide per Rovigo che deve sfruttare. Questa è un'altra con il drive che prova ad andare con Matteo Ferro, forse cacciato fuori. Ancora una difesa Petrarca allungato su Rovigo. Monberg, Burr gioca ancora per Davide Ruggeri, la sfida su Lucazzini
messo giù da Federico Pavesi, tutto per tutto a parte Rovigo, ancora puro, scoppia il pallone, però cattiva gestione da parte Rovigo e le piede di Citton che i secondi qui a Lanfranchi. Palla però che Rovigo prova a aggiustare con Uncini, Bacchetti ed Sgarbi insieme a Zini, buonissima prova di Zini, nonostante non una grande felicità, ha avuto sia un'ottima performance in attacco che in difesa. Moscardi, piede perno, Micheletto non ci cade, Visentini in ritmo, Facundo ben imbragato, la palla è ancora viva, ancora con Visentin, prova all'interno con Paolo Uncini. La forza di Paolo Uncini, isolato perché riceve l'abbraccio del padre. Adesso Visentin, ultimo possesso sicuramente di questa partita, pallone arriva a Matteo Moscardi, Borin, Bacchetti, Sgarbi mette giù la Rudigina, ancora Facundo per Paolo Steolo, palla in avanti, Nocon, e finisce qui il match con il titolo al Petrarca Padova, il titolo numero 14 che batte il Rovigo per 19-6. Bentornati in studio, si parlava di futuro prima degli highlights, è ovvio che Jacques l'ha detto, e il tuo futuro è un futuro lontano da Rovigo, Jacques, no? Sì, lontano da Rovigo ma vicino al mio cuore, che sì, ormai sì, è arrivato il tempo che prima o dopo per ogni giocatore devi capire che arrivare questo tempo che dove tu devi iniziare a pensare alla tua vita avanti, devi iniziare a pensare alla tua famiglia, che dopo mio figlio che è nato è cambiato un po' di cose. Ho preso l'opportunità di comprare un po' terra in Sudafrica e così di iniziare con un po' di roba agricoltura che mi piace un sacco. A parte, non lo so, vediamo un po', che è un po' di roba da sistemare, forse si giocherà un altro anno o due in Sudafrica, ma non è obiettivo di ritornare per giocare, è obiettivo di ritornare per iniziare a fare la vita. Ecco, Presidente, questa è una scelta ormai insomma obbligata per tutti i giocatori, la carriera sportiva è questa, c'è poco da fare, arriva a un certo punto che per dire basta e guardare avanti. È così, il gioco prevede anche questo. C'è chi negli ultimi anni del gioco o fin dai primi anni di gioco pensa a come proseguire, c'è chi arriva un po' più lungo e poi la decisione o è drastica o è improvvisata. Però qui a Rovigo abbiamo, a proposito dei sudafricani, che gli ultimi in modo particolare sono venuti, si sono sposati qui, hanno avuto un figlio qui, dei figli qui e magari si sono anche rassegnati a immaginare un futuro sempre restando legati al rugby, però è difficile, abbiamo visto quanto è difficile perché vediamo Van Niekerk, vediamo Passon, vediamo Pola, sì, sarebbe bello poter decollare anche in questa attività, però è difficile, ecco, ci vuole una determinazione una dimensione fuori da normale per poter continuare ad aver successo, ecco, quindi questo capita. Adesso loro tornano in Sudafrica, ma il problema ce l'hanno anche tanti ragazzi nostri che arrivano all'età. Diciamo che i nostri ragazzi ormai quasi tutti studiano e quindi un titolo di studio, una professione, una laurea è una bella cosa che insomma in Italia in un modo o nell'altro uno che ha studiato una professione poi la trova, ecco. Per loro è un po' più difficile, o la continuano nello sport, ma anche lì il campo è ristretto e qualcuno torna a casa. Jack torna a casa, però sento che torna a casa con l'idea di dove ha speso i soldi che è riuscito a risparmiare e dove potrà dedicarsi a un mestiere. Dice anche che se ci sarà la possibilità giocherà un po'.
mi auguro tanto che lo possa fare. Ovviamente c'è un figlio maschio che spererà che cresca Di passaporto italiano. di passaporto italiano. Questa è una bella osservazione. Chissà che tornerai qua con tuo figlio. Già c'è stato, penso che sia una scelta difficile ma anche naturale. Sapevi che prima o poi saresti tornato in Sudafrica o pensavi che in Italia ci fosse? No, allora che onestamente si può dire che è stata anche opportunità di rimanere qua in Italia, che io e il presidente ho parlato e poi ho preso scelta più per andare avanti con la vita, perché purtroppo i rugby sono molto stretto, che qualcuno ce l'ha l'opportunità di continuare, di allenare, di fare avanti, ma non tutti i 31 giocatori che dentro la nostra squadra hai questa opportunità. E poi per quello ho iniziato a pensare di fare anche altre cose per aiutare mia famiglia a fine. E Rovigo è molto bello, io ci posso dire solo grazie sempre per i tifosi, per tutte le persone, per tutto il sostegno che è stato qua. Ma alla fine si manca un po' di famiglia. Qua ho trovato altre famiglie, ma si manca un po' di famiglia anche per mio figlio, che è difficile, che tante persone non pensavo, ma quando arrivo ai stranieri c'è tanta gente che si aiuta un sacco, che si aiuta davvero, ma quando sei a casa si manca un po' di famiglia, questa roba si tocca. Forse io sono stato da solo qua, rimasto ancora, che è stato forse un altro discorso e noi non facciamo questa puntata, ma è arrivato così, è arrivato questo tempo. È stato difficile e poi vediamo cosa va di vita, c'è un po' di piani e poi vediamo dove finirà. Insomma, Kai Momberg ha bisogno di vedere il proprio nipote. Sì, poi a fine sono collegato sempre a Rovigo perché sicuro mio figlio chiedere ma papà dove sono nato? Vabbè andiamo, facciamo un giro a Rovigo, sicuro, Bene, sì. Presidente, parlavamo di futuro. Qual è il futuro di questa società, di questo club? Il futuro è quello di continuare a fare rugby per la gioia di tantissimi, potrei dire anche di tutti i polesani che vogliono tramite il rugby esprimere una forza, una virtù, una religione quasi. E quindi è un qualcosa che va salvato, preservato e continuato. Quindi continuare con rugby noi il Polesino non può che farlo con grande entusiasmo. Quindi il futuro è quello lì. Partendo da questo qui, partendo da questa necessità, desiderio dei polesani, di sicuro la società, almeno per quanto è la visione che ho, ancora per qualche anno per dire, perché poi prima o poi qualcuno ci dovrà pensare più in grande o più in piccolo, ma insomma questo è di continuare a effettuare a giocare rugby, a sviluppare rugby, a crescere con rugby nel miglior modo possibile, in modo di primeggiare, perché questa è una cosa che ce l'ho innata io, ma mi pare che anche i polesani la vogliono. No. Abbiamo visto nel periodo che il rugby era sottotono, abbiamo visto che si era un po' perso, però non appena la squadra o la società, ma la squadra da questo punto di vista è riuscita a fare delle belle vittorie, la voglia di partecipare, di assistere alle partite è riemersa e l'abbiamo visto con le famose finali, 6.000 persone. Sono sicuro che se la squadra continuerà a proporre una forza vincente, questo pubblico potrà anche aumentare. Parliamo quello solito delle partite, poi nelle occasioni Pacifico che se ne aggiunge dell'altro, però anche i nostri 1.500-2.000 tifosi li potremo anche migliorare. Ora, qui è il futuro. Io ho sempre sognato, ho sempre detto che rugby facciamo se non andiamo all'altro livello anche noi. Io credo che sia un'utopia poter immaginare, salvo che la federazione non rimoduli completamente l'attuale livello
URC si chiama, così come ora, perché è un livello sostenuto con dei soldi, quindi perché mai i soldi devono essere spesi solo in una direzione e non al movimento. Ecco, quindi non so fin quando durerà, non credo che durerà per sempre, non credo, che è impossibile che tutte le risorse economiche debbano essere dedicate a questo sistema, però non è possibile anche immaginare come quando questa cosa verrà rimodulata, per cui quello che ci resta di fare è di collocarci nel nostro top 10 o top 8 che sarà, può darsi, essere preparati, avere una buona squadra, una buona volontà io dico sempre la parola primeggiare, perché io per tutta la vita ho avuto la passione di voler primeggiare, non è che ecco, quindi trasmetto anche nel rugby questa necessità o questo desiderio, però credo che sia possibile. E quindi due sono le cose perché questo possa funzionare. Primo, che il pubblico deve assolutamente, i tifosi devono assolutamente capire che la partecipazione, la presenza allo stadio è un livello di gratitudine, di compiacenza, di condivisione di cui la società ha bisogno, perché alla fin dei conti la squadra gioca, ma gioca se c'è un pubblico che si diverte a vederla giocare. Quindi cos'è che volevo dire? Che sì, c'è il pubblico e poi ci sono gli sponsor che per mia fortuna si sono affezionati. Penso che in qualche modo anche loro abbiano trovato un equilibrio per stare al gioco, fra virgolette, o per stare in questo gioco, ecco. E se continua questo, noi siamo in grado di dire la nostra ancora per diversi anni. L'altro aspetto che ho trascurato un po', perché sono mesi che dico che desidero realizzare un aumento o un ripristino del capitale sociale. Adesso la prossima settimana riprenderò la corrispondenza con i soci e anche con la possibilità di aumentare il numero di soci, perché secondo me le cose sono in equilibrio, ma per essere brillanti e per aumentare l'entusiasmo dobbiamo ripristinare il capitale sociale, perché il capitale sociale dà consistenza alla società, dà concretezza, dà fiducia, dà ammirazione, e che quindi quando ci sono questi fattori è più facile accrescere l'apporto dei terzi alla società, e quindi questa è la premessa per poter andare avanti. Poi ci sono le altre due cose, una è quella che mi ha anche aiutato in questo periodo, è l'idea che il Battaglini potesse onorare il suo ruolo diventando sede di partite, di incontri internazionali, e ovviamente perché questo avvenga lo stadio dovrebbe essere ristrutturato, dovrebbe essere portato a degli standard internazionali, vero o non vero che sia, sicuramente vero da un punto di vista ottimale, può darsi che ci arriviamo pian piano lo stesso, però è indispensabile che l'amministrazione o gli enti preposti possano prendere in considerazione questo perfezionamento dello stadio, del Battaglini, che fa parte di quell'orgoglio che ci ha portato a insistere e andare avanti nel nostro territorio, tenendo alto il prestigio del rugby, quindi anche questa cosa è fondamentale. Dopo 50 anni probabilmente è anche logico che lo stadio venga rivisto e portato in grado di ospitare incontri internazionali, in attesa che anche noi possiamo andare finalmente a fare qualche incontro internazionale, perché io non ho mai digerito il fatto che la Rovigo sia stato
un po' alla volta il top 10 sia stato eliminato da ogni partecipazione a gare internazionali. E su questa cosa voglio dire anche un'altra, che io sono a sono a invitare i nostri tifosi a questo incontro del 10, dell'11, venerdì 10, incontro internazionale, anche se è un incontro internazionale di un livello di livello non massimo, però giocano parecchi nostri giocatori dentro. Io vorrei che alla federazione dessimo testimonianza che il nostro pubblico c'è per creare entusiasmo intorno a questo tipo di eventi, e quindi mi auguro tanto che i tifosi siano presenti, perché è un punto fondamentale per avere altri incontri e anche per convincere l'amministrazione che deve completare il lavoro di ristrutturazione dello stadio. Quindi mi auguro tanto che questo avvenga. Poi saremmo una delusione, perché è noto che Rovigo ha il pubblico, e sarebbe un dispetto se questo pubblico poi dopo tanti anni viene in condizionale e magari il pubblico se ne frega. Qui non è proprio il caso di fregarsene, perché abbiamo atteso per tanto tempo questo incontro, abbiamo diversi giocatori nostri che saranno in campo, quindi credo che dobbiamo onorare e premiare questa iniziativa. Ecco, Jacques, io guardavo ovviamente i social, no? Quando i nostri tifosi sapevano che eri tu ospite. Un grandissimo grazie per quello che hai fatto in questi 7 anni, un grandissimo grazie di tutto. Caro Jacques, grazie per l'amore che hai dimostrato per la maglia, nessuna domanda, un solo immenso grazie, continuerà a giocare dove l'hai detto prima, niente da chiedere, solo grazie, tanti grazie Jacques, no? Cosa ti resta di questi 7 anni? Tu sei un sudafricano, come hai detto anche a un giornale, hai la testa dura, però in Italia un po' ti sei ammorbidito e forse sì. un po' più di sentimento ti è uscito. Io non si posso dimenticare le prime 2 settimane qua, che quando io arrivato, persone presumi all'aeroporto, non conosciuto in lingua, non conosciuto niente. Dopo 3 giorni ho giocato dentro la mia prima partita, noi vinto contro San Donà. Ho detto no, bello, così andiamo avanti, e settimana prossima ho preso un cartellino rosso, sono squalificato per 8 settimane. E ho detto ma no, è impossibile, come questa roba. E già di là è nato che io ricordi, ho parlato con persone, con tanti tifosi anche, che ha detto ma tieni duro, noi lo sa che tu riesci a giocare rugby, tu fai grandi cose qua. E poi ho visto dal punto di vista rugbistica che non c'è un altro paese come Rovigo in Italia, non c'è un altro paese. Se tu arrivi qua come un giocatore, tu gioca qua, tu fai parte della città, tu fai parte da tutti i tifosi, da tutti. E questo ho davvero imparato cose, ho detto ma io ho visto tante partite esterne, tante altre squadre nazionali, ma come i tifosi amo in squadra qua, mai visto una cosa del genere. E per questo io direi sempre grazie a Rovigo. Ho visto tante cose, ho visto i tifosi che stanno indietro quando noi vincere, anche quando noi perdere, e i tifosi si aiutano, si fai 2 o 3 parole, quella roba è davvero bello. E una cosa che io posso dire, se mi permetto, di ringraziare la famiglia Zambelli, che senza di loro penso Rovigo non si va avanti, e anche gli ultimi anni. Ho visto tante cose, forse tutti i tifosi non lo sa, persone fuori il campo non lo sa, ma la famiglia di Zambelli fa tanto per rugby Rovigo, anche per i rugbisti, non solo a livello di rugby ma anche a livello personale, e voglio ringraziare anche voi per quello, Presidente. Ok, grazie. E Jacques com'è cambiato? Da quando ho iniziato fino adesso? Sì, da quando sei arrivato qua. Sì, no. Jacques, uomo, ragazzo. No, allora quando ho arrivato, che è stato un po' di testa, non libero, ma ho fatto cose un po' diverse. Adesso ho una famiglia, ho mio figlio, ho tante altre cose. Anche col ramento ho visto che Italia fa parte del mondo e c'è una grande storia qua.
è cambiata anche la mia vita in tante cose, in tanti aspetti. Ho imparato tante cose tranne rugby qua. Non tutti sono rimasti qui, qualcuno è rimasto qui recentemente, però lui non ha sposato un'italiana. È lì il punto. Perché Vasson è italiana, Polaru è italiana, Melvanik e da questi qua si sono sposati qui, però le qui, ok, e sono rimasti qui. Però devono ancora devono esibirsi per potersi affermare ulteriormente dopo che sono stati bravi giocatori. Ma lui torna a casa e porterà un po' di Rovigo, un po' di Rovigo in Sudafrica. Ecco, allora con queste battute siamo giunti al termine anche della nostra stagione. Voglio aggiungere una cosa che mi sono dimenticato prima, che dice dove vorrà andare a Rovigo. Ecco, dove vorrà andare? L'anno scorso ci ho pensato a dove vuol andare a Rovigo, quando ho ritenuto che fosse l'ora di dare ascolto ai suggerimenti, ai consigli di un amico che diceva guarda che Alistair Chezzi è buono per Rovigo, e io ho incominciato a pensare che Rovigo aveva bisogno di una persona che fosse in grado di riproporre i fondamentali sia sportivi che comportamentali per il nostro rugby, perché strada facendo il rugby polesano aveva un po' perso l'apporto degli ex giocatori in grado di ravvivare, di continuare, e quindi avevamo bisogno di qualcuno che da fuori fosse in grado mi ripeto perché mi piace, di riproporre i fondamentali, sia sportivi che comportamentali. Questa persona mi pare che abbia queste qualità, oltre che a queste qualità ha anche dimostrato in un anno, praticamente quasi un anno, di poter conoscere e leggere le doti dei giocatori e gradualmente di poterle combinare per arrivare anche a dei risultati. Ha dimostrato anche questo, e io credo che un sudafricano che torna a casa ne abbiamo uno nuovo e magari ne porterà anche qualcun altro, ne ha portato un altro, ma questo è ancora è bravo di sicuro Abner, però magari gli vuole una partenza più convincente, ecco, che invece quest'anno ho dovuto partire ex novo qui, quindi non era nella serenità massima per poter dare il massimo, però secondo me le qualità le ha. Ecco, e poi ne arriverà qualcun altro, ma insomma la storia con i sudafricani è una storia che continuerà di sicuro, e con Alistair ancora di più, secondo me. Questo volevo aggiungere, che mi ero dimenticato prima di dire. Quindi alla base delle nostre prospettive future c'è anche le qualità e quello che Alistair vorrà insegnarci qui a tutti nel comportamento, nello sport, per poter sviluppare, crescere in questo sport. Allora, Presidente, adesso aggiungo una cosa anch'io, Sì. no? Si parla sempre di aspetti sportivi che determinano la vittoria o l'insoddisfazione di una stagione. Se togliamo l'aspetto sportivo, che comunque ha avuto un andamento assolutamente soddisfacente, la società e comunque questo cammino ha avuto dei grossi miglioramenti rispetto al passato. Sì, sicuramente quando questa società è partita 12 anni fa, posso dire che è partita anche da zero per quanto riguarda persone, serenità, per dire gli archivi, cioè è partito da zero. E strada facendo oggi è quello che è, non ha debiti, prospettive buone, però c'è uno stadio che sì, vabbè, noi vorremmo ottimizzarlo per fare le partite internazionali, però c'è uno stadio, i battaglini, sì, uno stadio, ce lo invidiano tutti, abbiamo uno staff, abbiamo un prestigio, cioè effettivamente la società e altre persone con delle qualità, per esempio tu, per esempio altri, c'è gente che danno spessore ormai
questa società. Sì, l'aspetto più interessante è anche proprio i tifosi che sono stati molto presenti durante l'anno, i miglioramenti anche con i club limitrofi del territorio. Ma anche con questo sono convinto che Rugby Rovigo come era prima non sarà mai più, perché ha bisogno, per poter arrivare a avere la squadra con una percentuale 70% o 10 su 15 giocatori in campo rodigini, e per forza deve incrementare la base di partenza e quindi lavorare e poi scegliere, selezionare su una quantità di giocatori molto più ampia, più larga. Sappiamo che la provincia può dare giovani con della voglia di giocare a rugby, non è solo una questione cittadina, quindi anche una questione provinciale, quindi l'indirizzo attuale di avere l'Under 18, 19, 20 unica a livello di crescita. Poi finita quella qualcuno andrà in prima squadra e altri torneranno con i propri club a giocare ancora o avranno il destino che avranno, però per me è un grande risultato questo qua di poter contare su un Under 18, 19, 20. Ecco, allora adesso ufficialmente siamo al termine di questa stagione anche di Rugby House. Si prende insomma qualche mese di pausa in vista della prossima stagione. Vi auguriamo ovviamente una buona estate, sperando che insomma il ritorno sia altrettanto positivo con tutti gli obiettivi che sono stati presentati nel corso di questa puntata. Jacques, in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. È stato un piacere. Bocca al lupo qua avanti, speriamo di vedere che Rovigo vincere sempre. Ve lo volevo dire che Jacques ha gli occhi lucidi adesso, voi non lo sapete, ma c'è. Presidente, grazie mille ovviamente di tutto. Okay. E niente, buona estate. Grazie anche a voi. Sì. Buon proseguimento e come sempre, forza Rovigo. Buonanotte.